Capire gli effetti provocati dai prelievi della falda del Medio Brenta a Camazzole, oggi uno dei campi pozzi più importanti del Veneto, analizzando quantità e qualità d'acqua prelevata e ipotizzandone anche le conseguenze future. È questo l'obiettivo dello studio commissionato dal Consiglio di Bacino Brenta al CNR di Pisa. Con l'avanzo del bilancio del bacino abbiamo voluto investire 150.000 euro su uno studio che verrà fatto dal CNR, quindi da un organismo importante accreditato, per capire quale può essere il funzionamento della falda che c'è sotto i nostri piedi, nel nostro territorio, alla luce appunto dei lavori che sono stati fatti per portare acqua a quei territori che ne hanno bisogno. Parlo della Bassa Padovana, del Veneziano, ma anche del Vicentino, dove c'è la questione dei FAS. La ricerca, come detto, sarà effettuata dall'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR. Avrà una durata di 2 anni e si occuperà di andare a investigare sia gli aspetti fisici, ovvero quantitativi della risorsa idrica, ma anche gli aspetti di qualità della risorsa idrica, perché le due cose vanno ovviamente di pari passo per dare la misura della disponibilità idrica che avrà a disposizione questo campo pozzi, metterà a disposizione questo campo pozzi. A chiedere con forza lo studio è stato lo stesso comune di Carmignano, su cui insistono i pozzi, attento al futuro del proprio territorio. È vero che se oggi la giornata mondiale l'acqua è un bene pubblico, deve rimanere pubblico, è un bene che va tutelato, deve essere accessibile a tutti e di buona qualità, ma non deve desertificare o rendere territori di serie B i punti di partenza e di prelievo come quello importantissimo per il modello strutturale che è quello di Camazzole.